Settimana intensa di avvenimenti ad Aragona fino al prossimo giorno 8 settembre, con le iniziative in occasione della festa di San Vincenzo. Inserito quest'anno un nuovo evento culturale che è il patto di amicizia tra le città di Comiso e Aragona, che hanno in comune la storia e i tanti legami che aveva il principe Naselli con la città ragusana. Presenti per l'occasione i discendenti dei principi di Aragona e dei conti di Comiso, Marisol Burgio e Naselli Aragona. Quindi domenica 8 settembre al via con lo storico appuntamento giunto alla sua 34esima edizione, che è la Sagra della Salsiccia, per terminare con il concerto di Mario Incudine e i giochi pirotecnici. Dopo una stagione ricca di eventi ci accingiamo alla settimana più importante per quella che è la cittadina di Aragona, la settimana di San Vincenzo. Una settimana ricca di eventi e di manifestazioni. A partire da stasera ci sarà una mostra fotografica di Giuseppe Passarello e di sculture di Fortunato Alfeo. E poi da giovedì iniziano i 3 giorni di patto di amicizia tra i comuni di Aragona e Comiso, comuni accomunati dai principi Naselli e dei conti Naselli, che sono stati i fondatori di Comiso e di Aragona. Grazie alla Fondazione Eleuteria, in special modo al professore Giuseppe Seminario, che si è fatto carico, ecco, di questo patto di amicizia, andando a ricercare tutte, diciamo, le notizie storiche sia di Aragona e di Comiso e delle appartenenze dei casati Naselli, a cui sia Aragona che, come avevo detto, Comiso sono state fondate. Si inizia questo patto di amicizia per una interlocuzione sia di tipo culturale che di tipo economico. A seguire la festa di San Vincenzo con diversi momenti religiosi, la messa domenicale e la processione di San Vincenzo, poi la attesissima Sagra della Salsiccia, la 34esima edizione della Sagra della Salsiccia, che si svolgerà sabato alle ore 20 proprio nel corso principale di Aragona, dove saranno allestiti diversi stendi con le griglie per arrostire la salsiccia e darla ai partecipanti. Dopodiché la festa di San Vincenzo, una domenica intensa. Innanzitutto inizieremo con la presentazione della squadra 6AP Aragona, che è in P1 quest'anno e che quindi è un orgoglio aragonese. Poi consegneremo le targhe a tutti quelli che quest'estate hanno contribuito a vario titolo, associazioni e persone che a vario titolo hanno contribuito alla riuscita di tutte queste manifestazioni. Diciamo che è stata un'estate ricca, intensa, e diciamo che abbiamo avuto anche la fortuna di avere più presenze di turisti, e questo è importante per Aragona, perché significa che Aragona si va svegliando, che Aragona è viva. Aragona e Comiso, come diceva il sindaco, sono 2 città che affondano la loro amicizia e il loro legame forte già nel 600, in quanto la famiglia Naselli fu un casato lungimirante ed ebbe il Principato di Aragona e la Contea di Comiso per quasi 3 secoli. Quindi suggellare un patto di amicizia tra queste 2 città, legate da un'amicizia storicamente fondata, è per noi motivo di grande esultanza, anche perché auspichiamo che tra queste 2 cittadine ricchissime di arte, di storia, di cultura, possa anche nascere e scaturire un solido e consolidato rapporto di collaborazione economica, di collaborazione culturale e sociale. Ho sposato personalmente, a nome dell'intero Consiglio Comunale, l'iniziativa che ci è stata proposta dal professore Giuseppe Seminario di concerto con l'amministrazione comunale. Ritengo che fermarsi a riflettere un poco, riscoprire le nostre origini è molto importante perché oggi viviamo con una società fluida in cui le notizie del giorno magari l'indomani già passano nel dimenticatoio. Questo ritengo che a causa dei social e
è un poco della mancanza di quello che è la carta stampata e la cultura del leggere da parte delle giovani generazioni. Quindi per questo ho sposato sin da subito l'iniziativa di Giuseppe, che ci porta a riflettere a noi aragonesi sulle nostre origini, per amare di più la nostra città e per trasmettere ai posteri appunto questo insegnamento.